Rieccoci, seconda parte del Sindaco Risponde, di questo primo appuntamento anche domenicale, oltre a quello del martedì che ci terrà compagnia anche in futuro. Ospite nei nostri studi il vice sindaco Micarizzi. Stiamo parlando di PNRR, vice sindaco, e se parliamo di PNRR, un altro intervento su cui vorrei che aggiornasse i cittadini padovani è quello relativo a una porta della città, una porta d'accesso alla città, non porta fisica, in realtà anche un po', però un po' ci interessa l'intervento nella zona. Stiamo parlando di Pontecorvo, che a sua volta è oggetto di riqualificazione. Sì, stiamo puntando ad allargare i confini del centro, andando a utilizzare tutti i nostri spazi, anche monumentali, storici. Pontecorvo è uno di questi, la Porta Liviana è una delle porte più belle, più suggestive. Pontecorvo stesso con le abitazioni è molto bella. La porta era relegata ad essere una sorta di spartitraffico. E quindi con un intervento che assomiglia un po' a quello che è stato fatto qualche anno fa, l'ho seguito io al Portello, e lì di due strade ne toglieremo una, tanto entrambe puntavano nella stessa direzione, e realizzeremo una grande piazza intorno alla porta, mantenendo la viabilità esattamente come è adesso. Anche i posti auto riusciamo a conservarli, ma mettendo una piazza con una pavimentazione in pietra, quindi con tutte le caratteristiche di bellezza e di storicità che verranno valorizzati, e verrà valorizzato uno degli accessi più suggestivi, tra l'altro uno degli accessi più importanti, perché per di là si arriva in centro attraverso via San Francesco, ma si arriva al Santo, che certo, è una delle mete più importanti, andando a rivalutare una zona dove abbiamo un hotel, abbiamo attività commerciali anche interessanti, belle residenze, e Porta Liviana che diventerà centrale in mezzo ad una grande piazza che conferirà a quel luogo maggior importanza. Assomiglia un po' a quello che vorremmo fare su Prandina. Cioè? Anche su Prandina, andando a recuperare uno spazio che è quello del sistema bastionato, realizzando il parco con il recupero degli edifici, il parcheggio da 250 posti, ma realizzeremo una grande piazza proprio davanti a Porta Savonarola, all'ingresso di Corso Milano. Diventa un luogo che valorizza Corso Milano, che oggi è esclusivamente una via d'accesso, ma che ha anche tante attività commerciali, costruendo un nuovo luogo del centro e quindi andando ad allargare i confini del centro storico ad un nuovo punto di attrazione, che è un punto di grandi spazi verdi, con le attività e i servizi che ci saranno negli edifici che restaureremo. Quindi prima si parlava nella scorsa puntata dell'attrattività della città che aumenta dal punto di vista del turismo. Padova sempre più è meta noi dobbiamo anche, essere pronti, recuperare gli spazi monumentali, interpretandoli con nuovi luoghi intorno, capaci poi di movimentare nuove attività e nuove opportunità. Anche per i padovani, ovviamente, soprattutto che magari non sempre conoscono bene i luoghi della città. PNRR, vice sindaco, che vi darà la possibilità anche di intervenire da un lato sulle scuole, dall'altro sull'illuminazione pubblica. In che modo? Sì, sulle scuole abbiamo progetti di sistemazione per 4 milioni e mezzo circa, e lì interverremo su scuole elementari e asili nido. Quindi sono operazioni di miglioramento e di riqualificazione di luoghi molto importanti. Sono i luoghi dove passano le intere giornate le nostre figlie, i nostri figli, sono i luoghi della formazione, sono i luoghi importanti dove anche i nostri ragazzi stringono le prime amicizie, e dove hanno anche le prime occasioni di autonomia, e quindi è importante che siano luoghi accoglienti e ben funzionanti. Quindi li andiamo a migliorare dal punto di vista energetico, andremo a migliorare i serramenti, gli infissi dove mancano, a rendere le aule più accoglienti, realizziamo delle mense dove non ci sono, che è un servizio molto importante perché sempre più genitori, anzi ormai i genitori lavorano
tutti quanti, quindi entrambi, e quindi non sempre si può gravare sui nonni, che sono una presenza fondamentale, ma le scuole a tempo pieno sono fondamentali per le famiglie. Avere la mensa quindi diventa determinante per poter dare un servizio in più alle famiglie, un'opportunità per i ragazzi. Quindi diciamo che con questi finanziamenti ci giochiamo, insomma, questo tipo di miglioramento del nostro servizio. L'illuminazione, se ne parla in senso astratto, potremmo dire che è una città più illuminata, una città più bella, una città, come dire, più decoro, dove migliora il decoro. E sappiamo che l'illuminazione è anche una città illuminata, una città più sicura, ci muoviamo meglio, ci sentiamo più a nostro agio camminando la sera in strade più illuminate. E sfruttando le tecnologie attuali, vice sindaco, c'è anche la possibilità di risparmiare un po' in bolletta, insomma, di illuminare la città con illuminazione meno costosa ma anche più sostenibile, più rispettosa dell'ambiente. Mi riferisco al LED. Noi stiamo puntando ad ampliare, ancora oggi siamo al lavoro non solo con i fondi PNRR ma con quelli messi a disposizione da Era Luce. Siamo a oltre il 50% della città illuminata al LED, una città quindi illuminata meglio e, come diceva giustamente, con grandi risparmi. Noi con i risparmi che facciamo, un po' come si fa a casa, quando convertiamo energeticamente i nostri impianti casalinghi, ci paghiamo l'investimento e quindi riusciamo a fare con i risparmi nuova illuminazione. Ancora diversi quartieri sono con l'illuminazione vecchia. Io tendo a guardare non tanto quello che facciamo, quello lo guardo e lo controllo, ma dove resta da illuminare. Per esempio, tra poco parte un progetto, anzi in questi giorni stiamo già lavorando sulla zona di Mortise e stiamo riconvertendo l'illuminazione da incandescenza a LED, presto arriveremo anche a Camin, abbiamo appena fatto San Lazzaro. Insomma, un po' tutta la città che sta vedendo lavori di questo tipo. Adesso però, vice sindaco, è arrivato il momento di parlare di tram, perché è molto probabilmente, no, è sicuramente l'opera che ha assorbito, per così dire, più fondi del PNRR, però è anche l'opera, insomma, che sta facendo un po' discutere da un certo punto di vista, ci sta facendo parlare in città, ecco, mettiamola così. Ovviamente c'è anche una parte di città che non vede di buon occhio soprattutto i cantieri, che si lamenta un po' per gli interventi che stanno riguardando anche arterie abbastanza trafficate. Tra l'altro si partirà in via Facciolati proprio in questi giorni, insomma, però la scelta che ha fatto l'amministrazione è stata quella di puntare con decisione sul tram. E allora, intanto le chiedo perché. E poi le chiedo anche, insomma, da questo punto di vista a che punto siamo, visto che la novità delle ultime settimane è che anche la seconda e non solo la terza linea del tram sarà finanziata col PNRR. Ma noi ci crediamo perché è un mezzo, come dire, di forza che consente con un mezzo ecologico di spostare un grande numero di persone. Il tram dove c'è è utilizzatissimo, anzi abbiamo appena approvato con dei fondi che arrivano da città che non hanno saputo sfruttare un progetto per portare da 3 vagoni a 4 vagoni la linea nord-sud, perché chi la fa ci dice che è sempre piena. Perché è piena? Perché è utilizzata. Dove passa il tram la gente, come dire, lo utilizza e viene visto di buon occhio. Anche il governo ci crede molto in questa tecnologia e in questo mezzo, tant'è che ci sta dando milionate per poter realizzare a Padova, ma anche in altre città, questo mezzo. Quindi noi su questo stiamo potendo contare su una disponibilità che sta assecondando e sta incoraggiando l'investimento che Padova sta facendo, addirittura con la possibilità di finanziare i prolungamenti che vogliamo fare verso Legnaro e magari, chi lo sa, anche Albignasego e Maserà. Però anche, come dire, le forze politiche che qui criticano l'intervento, ma è giusto che l'opposizione, insomma, faccia il suo lavoro, però quando le stesse forze politiche al governo
del paese, i soldi li stanno dando a Padova per realizzare quest'opera, perché è un'opera importante. Prima di fare il punto un secondo sui cantieri, Vice Sindaco, sui prossimi cantieri che partiranno nell'ambito del tram, un ragionamento, si parla molto e lo si mette in contrapposizione al tram di bus elettrici. Anche Padova avrà diversi bus elettrici, insomma ne arriveranno di nuovi, sempre nell'ambito del PNRR o no? Sfatiamo un mito. La partita non è tram o bus elettrici, noi ci stiamo giocando entrambe le carte. Noi puntiamo sul tram e puntiamo sui bus elettrici. Con il PNRR stiamo acquistando e stanno arrivando una marea di bus elettrici. Arriveremo a fine anno 2024 con un centinaio di mezzi di questo tipo. Ma un conto è il tram, che fa le linee di forza e sposta un grande numero di persone, diciamo, sono le spine dorsali, diciamo, del sistema di trasporto, e poi i bus elettrici invece fanno un lavoro di prossimità. In questo senso noi le carte ce le giochiamo entrambi, quindi non vediamo, le sbaglia chi contrappone due mezzi, come dire, che hanno funzioni diverse e sui quali noi investiamo in egual misura. Stavo dicendo una cosa che non voglio trascurare, sono molto sensibile ai disagi, cioè il cittadino giustamente un'opera pubblica così grossa, così importante, insomma vuole vederci chiaro su quali sono poi gli effetti dei lavori. E questo è chiaro, quindi io in questi giorni, anche la settimana scorsa, sto girando col mio collega Andrea Ragona, che segue quest'opera pubblica, e l'altro giorno eravamo a Forcellini, per esempio, abbiamo fatto il giro delle attività commerciali, dei negozi, abbiamo parlato con gli esercenti che giustamente lavorando lì sono preoccupati, ma sono anche consapevoli che si tratta di una situazione, come dire, temporanea. Un anno di lavori di tram non è che è un anno sempre sullo stesso posto. Però chi prima chi dopo i disagi, Vice Sindaco, però ci sono, è inevitabile, insomma. Però poi la gente sa che potrà contare su un servizio che è un servizio di grande efficienza, sia per chi abita nella zona, che potrà raggiungere, cioè potrà utilizzare il mezzo pubblico con più facilità, ma anche per le attività commerciali che diventano più raggiungibili. Siamo giunti al termine di questa puntata del Sindaco Risponde. Grazie al Vice Sindaco di Padova Andrea Michalizzi, insomma, per averci dato così un po' un'infarinatura, ma anche per aver approfondito alcuni temi legati al PNRR, perché era fondamentale, insomma, che i cittadini ne fossero a conoscenza, perché stiamo parlando di numerosi interventi che cambieranno il volto della città. Allora, grazie ancora Vice Sindaco Andrea Michalizzi. Grazie a voi e buona domenica. Grazie anche a tutti i telespettatori e a tutte le telespettatrici per averci seguito in questa prima puntata della versione domenicale del Sindaco Risponde. Insomma, l'avete capito, adesso ci troverete 2 volte a settimana, come di consueto l'appuntamento storico del martedì alle 19, ma poi anche alla domenica alle 13:15 per parlare di tutti i temi importanti per la città di Padova. Rimanete ovviamente collegati su TV7 Triveneta. Oggi è una domenica all'insegna del grande calcio, alle 15 daremo la linea a Diretta Studio per seguire le sfide di Serie A. Allora seguiteci dalle 15 e poi tutto il pomeriggio fino in serata vi terremo compagnia con Diretta Studio. Con il Sindaco Risponde invece torniamo martedì alle 19 e poi domenica prossima alle 13:15, sempre qui su TV7 Triveneta. Arrivederci.